Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi dei 10 segreti di Medjugorje. Credo sia un argomento che interessa un po' a tutti noi. In particolare, ecco, voglio parlarvi del commento che è stato dato da padre Livio al messaggio, ricevuto dalla veggente Maria, il 25 marzo, 2022. Leggiamo il messaggio per poi poter, ben capire il commento. Ha detto la Madonna Maria: "Cari figli, ascolto il vostro grido e le preghiere per la pace. Da anni Satana lotta per la guerra. Perciò Dio mi ha mandato in mezzo a voi per guidarvi sul cammino della santità, perché l'umanità è al bivio. Vi invito, ritornate a Dio e ai comandamenti di Dio per stare bene sulla terra e per uscire da questa crisi in cui siete entrati. Perché non ascoltate Dio che vi ama e desidera salvarvi e guidarvi verso la vita nuova? Grazie per aver risposto alla mia chiamata." Ebbene, come al solito, padre Livio ha, parlato telefonicamente con la veggente Maria per, chiederle di commentare questo messaggio, dato dalla Vergine Santa, e Maria ha, ribadito, la sua volontà di, non voler rivelare nulla, come è giusto che sia, che non vada fatto prima del tempo, dei famosi 10 segreti. Però, quello che a noi interessa è una domanda che è stata fatta, a Maria, da padre Livio, riguardo a questo messaggio che ha dato adesso la Vergine Santa, cioè se, l'umanità, adesso nel tempo presente correva il pericolo di una guerra mondiale, chiaramente, che avrebbe riguardato tutta la terra. Cioè se, attualmente, diciamo, ecco, se l'umanità correva un pericolo reale, oppure era soltanto queste minacce di guerra nucleare, no, che vengono dalla Russia, eccetera, eccetera, erano semplicemente una volontà, frutto di una volontà del diavolo di impaurire il mondo. Però ecco, diciamo, ecco, che riguardo a questa domanda di padre Livio, Maria ha dato una risposta molto interessante. Come al solito ha ribadito che lei non vuole assolutamente parlare dei 10 segreti, datele dalla Vergine Santa, che gli sono state date dalla Vergine Santa. Però gli ha detto Maria a padre Livio una cosa molto interessante. Gli ha detto: "Ma mi hai per caso vista agitata?" "No, che non mi hai visto agitata. Noi non siamo agitati, perché crediamo che la Madonna è con noi, perché, come lei dice, ascolto il vostro grido e le preghiere." Quindi, la Madonna praticamente, ha sempre detto, ha sempre cercato di rassicurare non solo i veggenti, ma anche, tutti coloro che le sono devoti, no, invitando l'umanità a soffermarsi sulla grande grazia che Dio ha concesso al mondo, permettendoci di avere per ben 40 anni, da ben 40 anni, la Vergine Santa tra noi, per istruirci sul da farsi, per formarci e per aiutarci, insomma, ad affrontare quelli che saranno, i tempi, sicuramente non, sereni, che arriveranno. Per quanto riguarda, quindi, che cosa ha voluto far capire Maria? Che almeno per quanto riguarda il tempo presente, non c'è il pericolo di una guerra nucleare. Però per quanto riguarda, i 10 segreti, i veggenti hanno fatto capire
che questi segreti riguardano il mondo e la Chiesa, cioè la comunità. Qual è la Chiesa? La comunità dei credenti, non va intesa solo come la gerarchia dei sacerdoti, papa, vescovi, eccetera, eccetera. La Chiesa è la comunità dei credenti. E hanno fatto capire i veggenti di Meggiugori che chiaramente i messaggi, i 10 segreti che ha dato la Madonna si riallacciano a quello che è il terzo segreto di Fatima, in cui si parla chiaramente della grande tribolazione a cui andrà incontro la Chiesa, che verrà proprio perseguitata, e si parla di un mondo che conoscerà una grande distruzione a causa di una serie di eventi, tra cui appunto nefasti, tra cui pure sicuramente le varie guerre tra vari popoli. Ora, se però per quanto riguarda l'ipotesi di una guerra nucleare, dal discorso che è stato fatto da Maria si può ragionevolmente, insomma, supporre che almeno per il momento questa funesta ipotesi e prospettiva di una guerra nucleare non sia, cioè sia lontana, quindi non riguarda il tempo presente. Non è escluso che però i segreti che vanno dal quarto al decimo possano riferirsi a una guerra nucleare, a un bombardamento atomico. E questo perché? Perché la Madonna nei messaggi che ha dato precedentemente, che ormai già da 40 anni da Meggiugori, ha detto chiaramente che lo scopo di Satana è quello di distruggere le nostre vite, quello di distruggere la terra, il creato, le opere dell'uomo e le opere di Dio. E inoltre, ecco, non dimentichiamo che quando la Madonna ha consegnato a Miriana il famoso rotolo vergato, no, con un inchiostro trasparente, invisibile, visibile solo ai veggenti, consegnandole il rotolo contenente i 10 segreti scritti con inchiostro invisibile, la Madonna ha detto a Miriana: io, Miriana, ti ho mostrato cose terribili. Quindi è chiaro che da quello che se ne può dedurre, una guerra nucleare non riguarda il tempo presente, però non è escluso che una guerra nucleare possa verificarsi quando arriverà il tempo dei 10 segreti di Meggiugori. E la Madonna ci sta proprio, attraverso tutti i messaggi che ci sta dando ormai da tantissimi anni, ci sta mettendo in guardia sui pericoli di una catastrofe, di un'autodistruzione, perché il peccato è proprio questo, è è un farsi del male dell'umanità, no? Peccare vuol dire farsi del male, prima a noi stessi, perché poi al prossimo, e sicuramente in primis c'è anche l'offesa a Dio. Quindi la Madonna ha però anche ribadito che comunque è lei a tenere le redini in qualche modo della situazione, no? È vero che Dio governa sulla storia e sui destini del mondo, però è la Madonna che ci sta con i suoi messaggi molto illuminanti indicando come fare a evitare la catastrofe. La Madonna ha un progetto per salvare l'umanità, ci vuole guidare verso una vita nuova che non vuol dire necessariamente, cioè una vita nuova solo nell'aldilà, una vita nuova già qui sulla terra, quindi una vita nuova in un futuro che vedrà venire meno tutte quelle minacce che adesso incombono alla pace, sulla pace e sulla tranquillità dell'umanità. La Madonna vuole che noi stiamo bene già fin su questa terra. Però ecco, quindi i veggenti sono tranquilli, sia
per quanto riguarda i tempi presenti che per quanto riguarda quelli futuri, anche nell'ipotesi, perché qui stiamo parlando per ipotesi, che che i 10 segreti possano parlare di una distruzione di massa attraverso la guerra nucleare, perché i veggenti sanno che la Madonna manterrà le sue promesse riguardo al trionfo del suo cuore immacolato, al trionfo della Chiesa, al trionfo della fede cristiana, e che siamo di fronte a un momento di svolta. La Madonna in molti messaggi ha parlato: quest'epoca che vivete è un punto di svolta, quindi coloro che credono in lei non devono assolutamente aver paura del futuro. E tuttavia non abbassare neanche mai la guardia, perché non si è mai arrivati davanti a Dio, non si può mai dire io ormai mi sono convertito, perché Satana è là a cercare di far cadere soprattutto quelle anime che dapprima sono state lontano da Dio e poi per misericordia di Dio si sono riavvicinate, quelle sono quelle che Satana cerca di predare e a volte riesce a predare con maggior facilità, perché sono quelle che sono più convinte di non poter cadere, perché stanno vicino a Dio, ai sacramenti, e poi diciamo Satana lavora sulle loro debolezze, fa in modo che abbassino un attimo la guardia e se le riagguanta, quindi la guardia non va mai abbassata, non si è mai arrivati davanti a Dio. Il cristianesimo è una palestra, no? Bisogna sempre, cioè, lottare contro le proprie debolezze e soprattutto non avere mai la presunzione di pensare di potersi salvare fino all'ultimo istante, comunque sempre affidarsi alla misericordia di Dio, all'aiuto della Vergine Santa, di Gesù e di tutti i santi. Per quanto riguarda i 10 segreti, è noto a tutti che questi 10 segreti verranno rivelati con 10 giorni di anticipo al sacerdote che li rivelerà all'umanità. Un sacerdote scelto da Miriana, non sappiamo se sarà padre Pitar o qualcun altro, e poi verranno rivelati 3 giorni prima che si verifichino all'umanità. Ora, diciamo ecco che, questo è un grande regalo, una grande grazia che ci ha ottenuto la Vergine Santa, cioè il fatto di poter sapere con 3 giorni di anticipo quello che sta per accadere, il luogo dove sta per accadere, che cosa sta per accadere e quanto durerà quello che sta per accadere. È una grandissima grazia che probabilmente la Vergine Santa ha ottenuto da Dio per il bene dell'umanità. E quindi questi 3 giorni sono fondamentali perché richiamano un po' quella che è l'attesa nel triduo pasquale, no? Che inizia il giovedì santo, poi continuare il venerdì santo e concludersi questo triduo il sabato santo. È l'attesa di un evento meraviglioso, nel caso del triduo pasquale, della resurrezione. Nel caso di questi segreti, questi giorni sembrano scandire l'attesa di un evento che sarà in qualche modo una risurrezione, segnerà anche una risurrezione dell'umanità dalla condizione di peccato, perché praticamente lo scopo di questi segreti è soprattutto di purificare il mondo, quindi di nettarlo, di pulirlo dalla macchia del peccato e di farlo risorgere già su questa terra ad una nuova condizione diversa, una condizione quindi in cui del peccato rimarrà solo un pallido ricordo, diciamo, no?
Quindi, sono però, così come nel corso del Triduo pasquale, quelli furono giorni tremendi per gli apostoli, molti ricordiamo, ecco, che molti abbandonarono, la maggior parte degli apostoli ha abbandonato Gesù. Sotto la croce infatti c'era soltanto la Vergine Santa, c'era, San Giovanni apostolo. Ricordiamo che anche San Pietro in quei giorni fu preso dalla paura, e ha finito col rinnegare Cristo, e poi Cristo, nella sua infinita misericordia, lo ha perdonato e lo ha costituito, anzi, come gli ha dato la dignità di primo papa della storia della Chiesa. Furono giorni in cui gli apostoli ebbero paura di fare la stessa fine di Gesù, e soltanto dopo che Cristo li ha fortificati, li ha rinnovati con la forza del suo amore e della sua misericordia, gli apostoli hanno trovato quel coraggio da leoni per successivamente anche loro sopportare il martirio che caratterizza chiaramente tutti coloro che sono vicini al nostro Signore. Quello è il prezzo per la salvezza delle anime, che poi Gesù stabilisce per ciascuno la croce che uno è in grado di portare. Però quindi l'umanità pure verrà messa a dura prova in quei 3 giorni, perché molti avranno forse, come gli apostoli, la tentazione di fuggire, di rinnegare il cristianesimo, di cercare consolazione in quei 3 giorni in cose, in felicità effimere, mondane, mentre invece saranno proprio quelli giorni in cui ci si dovrà totalmente estraniare dai divertimenti mondani e da tutto ciò che ci può distogliere da quello che sta per accadere, e fare 3 giorni di penitenza, di preghiera, di distacco da tutto ciò che può spiacere al Signore, da una condotta di vita magari non edificante. E quindi è assolutamente indispensabile, in questi 3 giorni, rinunciare a tutto ciò che ci distoglie da Dio, dalla fede, e riaccostarci soprattutto ai sacramenti, o anche se si è persone fervorose, se si è sempre stati vicino alla Chiesa e ai sacramenti, cercare in quei 3 giorni di confessarsi anche di peccatucci veniali. Ognuno poi conosce il segreto della propria coscienza per arrivarci preparati e in grazia di Dio. Quindi ecco che saranno giorni in cui l'umanità verrà messa a dura prova, in cui finalmente la voce di Dio scaverà nell'intimo dei cuori e delle coscienze di ognuno. Ognuno sarà posto di fronte al tribunale della propria coscienza, della giustizia divina, e anche si troverà anche di fronte alla misericordia del Signore, all'opportunità di avvalersi o meno dell'infinita misericordia. E quindi è l'anima che viene messa come uno specchio di fronte a se stessa, ai propri peccati, ai propri vizi, alle proprie virtù, al bene fatto, al male fatto, al male o al bene che si è trascurato di fare. E quindi noi avremo in quel momento una chiara percezione di quello che sarà poi il destino della nostra anima nella vita eterna. Si tratta poi di un momento, quello che precederà l'avverarsi di ciascun segreto, molto importante, perché innanzitutto sarà chiaro al mondo della verità dei messaggi di Meggiugori, delle apparizioni della Madonna a Meggiugori,
perché si vedrà nel giro di poco tempo una profezia che viene data e rivelata, e una profezia che si realizza nel giro di pochissimo tempo, e quindi tutta la gloria del Signore apparirà in maniera evidente, e si dovrà coloro che anche magari erano un po' titubanti di fronte alla realizzazione di quanto profetizzato entro breve tempo, non potrà fare altro, se vorrà salvare la propria anima, che prostrarsi davanti al Signore, lodarlo e glorificarlo. Però ciascuno chiaramente potrà anche optare per la strada del male, no? Di respingere la profezia e magari di chiudere gli occhi, di non voler vedere la verità anche dopo che la profezia si sarà avverata, quindi rifiutando la conversione, rifiutando l'accostamento ai sacramenti, eccetera, eccetera, perché Dio comunque lascia liberi. E Dio, la Madonna l'ha detto chiaramente negli ultimi messaggi, ha detto: l'umanità si trova a un bivio, sarà chiamata nei 3 giorni prima dell'avverarsi di ciascun segreto, se a decidere se continuare a vivere la propria vita con Dio o senza Dio. E quindi sarà chiamata ad una fede molto più radicale di quella che magari tiepida, incostante, che si è praticata durante la vita. Quindi è necessario veramente abbandonare tutto ciò che ci può distrarre da Dio e dalla preghiera in quei giorni dei sacramenti, e rifugiarci tra le braccia della nostra Madre, che con il suo sorriso, con la sua fede, col suo amore è in grado di illuminare le tenebre di questo mondo oscurato dal peccato. Bisogna abbandonarsi all'abbraccio della Chiesa, all'abbraccio dei sacramenti, della preghiera, più che mai partecipare alla Santa Messa. E saranno anche dei giorni tremendi in cui Satana cercherà di far crollare le anime, di far dubitare le anime di essere meritevoli di salvezza, o quelle che sono tiepide, diciamo così, nella fede. Satana cercherà di spegnere quel poco di fede che hanno, cercherà a quelle fervorose di ricordare i peccati che hanno commesso e di farle disperare della salvezza, cercherà in tutti i modi di farle cadere, di non far avvicinare quelle che sono lontane, farà il suo gioco malvagio, quello che ha sempre fatto, per far cadere il più possibile, il numero maggiore possibile di anime all'inferno. E invece, ecco, chiaramente chi vive una fede che ha delle solide fondamenta, è incrollabile verso la bontà di Gesù, di Maria, di Dio, verso le proprie miserie, non avrà nulla da temere. E in quei giorni che precederanno i segreti, e poi il giorno tremendo in cui accadranno i segreti, i vari segreti, l'anima che ha una vera fede incrollabile vivrà tutti gli eventi nella più assoluta pace e tranquillità, e sarà felice di essere stata scelta da Gesù e da Maria per portare anime ai loro cuori, per aiutarli nel compito di appunto cercare di ricondurre, no? Di riprendere tutti coloro che sono stati lontani da Dio in quegli ultimi giorni, quegli attimi estremi, quindi per fare in modo che il maggior numero di persone possa convertirsi e possa essere meritevole
e della salvezza. Quindi quel giorno, ecco, le anime elette che sono sempre state vicino, ma anche i lavoratori dell'ultima ora, perché è grande la misericordia di Dio, saranno chiamate a condurre il maggior numero possibile di anime a Gesù e alla Vergine Santa. Dunque, diciamo ecco che, questi sono tempi, molto, molto in cui si vede che il demonio è scatenato, perché non si può aprire un social, non si può aprire la televisione, non si può aprire un giornale senza sempre nelle varie in ciò che si vede, si legge, senza vedere sempre qualcosa che, in qualche modo indice dello zampino, no, del demonio, quindi, persone, ecco, che vengono prese a modello e che magari vivono la loro vita senza Dio e che sono amate o osannate da tutti, ma, si ostinano a voler continuare a vivere la vita senza Dio, che offendono il Signore nel modo di vestire, offendono il Signore con le parolacce, coloro che rinnegano Dio pur dicendo di non credere in Lui, e coloro, ancora più grave, che pur credendo in Lui lo rinnegano. Quindi, Satana è scatenato. Se ci avete fatto caso, è molto difficile, trovare da qualunque parte un qualche contenuto, sia sui social, sui media in generale, televisione, radio, che sia in qualche modo pulito e conforme ai comandamenti di Dio. Tutto in questo periodo mira a distoglierci da Dio, mira a creare illusioni di vita senza Dio, senza i sacramenti, e dappertutto è molto facile trovare cose impudiche, indecenti, in tutto. E infatti la Madonna, ecco, tutto quanto noi stiamo vedendo sui media in questi mesi, è la conferma di quanto detto dalla Vergine Santa, un messaggio del 2019 in cui la Madonna ha detto: figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti e il peccato regnerà, ma se siete miei vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. E quindi, diciamo, ecco, la Madonna ha voluto introdurci, darci un preannuncio del fatto che ormai l'Apocalisse è iniziata, siamo in pieni tempi apocalittici, già lo si era visto con la pandemia che a livello mondiale, adesso anche con questa guerra che rischia di diventare, di avere una brutta escalation, di estendersi a livello mondiale. La situazione quindi l'umanità è sull'orlo del baratro, Dio, diciamo che attraverso la Vergine Santa sta gettando quelle che, Fulton Sheen chiamava le ancore, no, sull'abisso. Dio sta dando delle ancore di salvezza ad un'umanità sotto i cui piedi si sta aprendo l'abisso, e quindi sta all'umanità decidere, perché Dio lascia gli uomini liberi, la dignità dell'uomo sta soprattutto nella sua libertà, perché se l'uomo non fosse libero non solo verrebbe meno la sua dignità fondamentale di essere umano, perché sarebbe solo una marionetta nelle mani di qualcun altro, ma poi verrebbe anche meno il merito dell'essere umano, no? Nello scegliere il bene e nell'operare il bene, perché se l'uomo potesse solo compiere il bene e operare il bene senza poter scegliere il male e operare il male, non ci sarebbe alcun merito per coloro che decidono di scegliere il bene e di operare il bene, no? E che merito, se noi potessimo compiere soltanto e per forza solo il bene, non ci sarebbe merito nel compiere il bene, quindi anche la libertà
è segno del grande amore che Dio ha verso l'uomo, perché lo ha reso libero di scegliere tra il bene e il male per potergli conferire meriti qualora l'uomo scelga di operare il bene, quindi scelga il bene. Quindi ecco che bisogna assolutamente cercare, ecco, le persone che oggi credono di essere vicini alla Vergine Santa e di essere tra i suoi devoti, sono quelle che hanno la maggiore responsabilità di cercare in tutti i modi, o qualunque sia il lavoro che svolgano, l'attività che svolgano, sempre di ricordare quelli che sono i comandamenti di Dio, perché Gesù l'ha detto chiaramente: chi si vergognerà di me davanti agli uomini, anch'io mi vergognerò di lui nel regno del Padre mio. E quindi è necessario assolutamente che le anime che già adesso sono vicine a Dio con la preghiera e coi sacramenti, indichino già da adesso la strada perché la correzione fraterna non si deve mai dimenticare che è un'opera di misericordia spirituale. Guai al fratello che non corregge l'altro fratello. Un giorno, presentandoci davanti all'Altissimo, Dio ci potrà dire dell'anima che si è dannata perché noi non l'abbiamo corretta, perché noi non abbiamo ricordato a quell'anima la legge di Dio, i comandamenti di Dio. Dio ci potrà chiedere: dov'è tuo fratello? Che cosa hai fatto per convertire tuo fratello? Quindi chi si comporta male è sempre libero di scegliere se convertirsi o meno, però la via del bene noi abbiamo sempre la responsabilità di indicarla anche a chi si comporta male. I comandamenti di Dio vanno sempre ricordati, perché poi se no, se non lo facciamo, se non testimoniamo Cristo con la nostra vita, il nostro esempio, e ricordando agli altri i comandamenti, Dio un giorno ci chiederà conto anche della salvezza dell'anima di un nostro fratello che magari si è perduta perché noi ci siamo vergognati di parlargli di Cristo e di parlargli delle cose di fede. Quindi questi sono periodi tremendi e Padre Pio diceva che ci aspettava un futuro talmente diabolico che l'Apocalisse, di fronte a quello che stiamo vivendo, sarebbe stato praticamente un nulla. E quindi è necessario offrire le proprie sofferenze, le proprie preghiere in espiazione dei propri peccati e di quelli del mondo intero, pregare per la conversione nostra e del mondo intero e pensare che dopo la grande tribolazione l'umanità, in un periodo di sofferenza inaudita, l'umanità conoscerà finalmente la tanto agoniata pace, la pace tanto agoniata, tanto desiderata. Però adesso siamo ancora nel momento del combattimento, siamo in quella che San Paolo ha chiamato la battaglia, no? E ha detto San Paolo alla fine della sua vita: ho combattuto la buona battaglia, e quindi lui si riteneva, no, che era ormai vicino il momento in cui il Signore l'avrebbe glorificato, no? In cui egli sarebbe cessato il martirio della sua esistenza e da ostia consumata per come Cristo si è fatto spezzare e dilaniare per il bene dell'umanità, sarebbe arrivato il tempo della gloria, della risurrezione, della vita eterna, del paradiso che aveva promesso Cristo in terra e a cui noi tutti crediamo, di cui noi anzi abbiamo la certezza che sarà così. E quindi anche noi siamo chiamati come San Paolo a
batterci, a combattere la buona battaglia, a testimoniare Cristo fino alla fine, fino all'ultimo di non crederci arrivati davanti a Dio, dubitare sempre delle nostre forze e confidare solo nella misericordia di Dio, non abbandonare neanche per un istante la preghiera e i sacramenti, soprattutto la confessione in quei 3 giorni prima di ciascun segreto, nella certezza che andiamo incontro alla una nuova vita, alla vita vera, alla vita che Cristo, che Dio aveva pensato per noi al momento della creazione, che non conosceva la lebbra della morte, che non conosceva la tragedia della morte, e confidare e nutrirci, ecco, avere come viatico in quest'ultima, siamo, diciamo così, come si dice, no, allo sprint finale, assolutamente trovare la forza nell'Eucaristia, che è la vita della nostra vita, è la vita dell'anima, è il cuore della nostra fede, e attraverso questo grande dono che Dio ci ha fatto di se stesso, cercare il più possibile in quei giorni di non crollare, di combattere spiritualmente contro ogni tentazione che ci faccia disperare della salvezza finale, e abbandonarsi totalmente alla provvidenza di Dio, a ciò che Dio ritiene sarà migliore per ciascuno di noi, perché Dio ci conosce e sa la croce che ciascuno di noi è in grado di portare, il dolore che ciascuno di noi è in grado di soffrire e di offrire. Quindi, carissimi, ci abbandoniamo tutti nella, tra le braccia amorevoli di un padre che ha fatto di tutto veramente per averci con lui in paradiso, per regalarci il paradiso già su questa terra con la presenza della Vergine Santa a Medjugorje da ormai 40 anni, con tutti i messaggi, le apparizioni che ci sono state nella storia della Chiesa. Dappertutto la Vergine Santa non ha mai cessato di richiamarci, come una buona madre vuole che averci tutti con lei in paradiso e già farci stare bene in questa vita. Quindi, carissimi, accogliamo gli appelli della nostra Mamma Celeste, preghiamo, non dubitiamo che tutto volge al bene per le anime amate dal Signore, per le anime che amano il Signore. Tutto accadrà come secondo chiaramente la volontà di Dio. Abbandoniamoci alla preghiera, abbandoniamo tutto ciò che ci distoglie dalla preghiera, e lodiamo il Signore per il trionfo del cuore immacolato della Vergine Santa, che è imminente e che significherà la distruzione del male e del peccato, e finalmente la glorificazione del bene attraverso la venuta di Gesù, di Maria, e lo stabilirsi definitivo del regno di Dio già fin da questa terra, già fino adesso su questa terra. Vi ringrazio, carissimi, preghiamo e speriamo che vi benedicano sempre i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.